Se le vaccinazioni delle prime dosi sembrano rallentare, almeno stando a vedere dai numeri rispetto al boom di cui eravamo abituati poco prima dell'ingresso del Green Pass, dall'altra parte c'è il numero dei tamponi che rimane molto elevato, a tal punto che sono le stesse farmacie che poi eseguono i tamponi assieme alle strutture private che richiedono un aiuto e lanciano un grido d'allarme. Oggi per Screenshot vogliamo fare un punto della situazione con Luca De Grassi, che è il presidente di Federfarma regionale e che quindi ci può dare una mano. Buonasera innanzitutto. Sì, la situazione è sempre molto calda. Anche ieri abbiamo registrato oltre 12.000 tamponi in tutta la regione. Sono 200 le farmacie, più di 200 le farmacie che stanno eseguendo i tamponi e in questo momento abbiamo registrato quindi un numero molto elevato. Teniamo presente che con la nostra piattaforma noi vediamo quotidianamente l'andamento dei tamponi che vengono effettuati dalle farmacie e la cosa che ci preoccupa è che il numero delle prenotazioni che sono state fatte è aumentato in un solo giorno da 109.000 prenotazioni a 117.000, quindi noi in questo momento abbiamo già nelle nostre richieste 117.000 prenotazioni per i prossimi giorni, quindi un numero elevatissimo. Ecco, torneremo tra poco a parlare di agende in questa puntata di Screenshot. Rimango curioso per il fatto dei numeri perché secondo me il numero dei tamponi è un po' indicativo alla fine di quelli che appunto non si sono vaccinati e richiedono appunto il tampone ogni 48 ore per poter poi avere il Green Pass, perché prima abbiamo sentito i sindacati che dicevano sono 70-80 mila lavoratori coinvolti, poi c'era la CGIA di Mestre che comunque un istituto molto importante che ne diceva 50.000 in Friuli. Qui possiamo azzardare qualche numero vedendo i tamponi? Ma dalle domande che noi riceviamo sappiamo che la domanda è superiore alla nostra disponibilità, questo è un dato certo. Il nostro impegno quindi è cercare di organizzare al meglio questa attività in modo da rendere i tamponi disponibili ancora maggiori anche rispetto a quello che stiamo facendo. Le stime ecco, le più attendibili portano a un livello di domanda che si assesta sulle 30-35 mila tamponi al giorno, quindi dobbiamo riuscire ad arrivare a questo numero qui. Abbiamo chiesto ovviamente alla Regione un aiuto, in questo momento la sanità pubblica è impegnata in una campagna di vaccinazione molto importante, è iniziata anche oggi la campagna antinfluenzale, quindi sappiamo che Al siamo... lavoro si abbina altro lavoro, no? Prima dose, seconda dose, terza dose, voi siete coinvolti in una campagna vaccinale, siete coinvolti in una campagna vaccinale antinfluenzale, insomma ci sono anche i tamponi di mezzo, li chiederò tra poco come riuscirete a vivere, insomma, con orari di lavoro. E senta, un po' ci fa anche l'identikit, diciamo, di chi arriva e chiede un po' il tampone, cioè giovani, giovanissimi, mezza età, lavoratori, badanti, piuttosto che altre categorie? Ma sicuramente il profilo in questo momento è il lavoratore. Pensate che tutti i lavoratori, ma anche i lavoratori autonomi, gli artigiani, i piccoli imprenditori hanno bisogno di questo supporto perché non possono organizzare diversamente. Penso che le grandi aziende si siano mosse e abbiano comunque fatto delle iniziative proprio per dare la possibilità ai propri lavoratori di muoversi. Noi siamo una realtà di piccole imprese e questo chiaramente aumenta anche la necessità di offrire un servizio che sia disponibile e per questo le farmacie si sono impegnate. Cosa pensa di questo strumento del Green Pass? Quando ha sentito nominare, poi vedendo anche gli effetti che però vi stanno comportando a voi, ma cosa ne pensate? Allora, il sistema di monitoraggio è un sistema essenziale per la salute pubblica e quindi di questo noi abbiamo bisogno. Il Green Pass è uno strumento eccezionale perché consente di dare sicurezza nei luoghi. Abbiamo visto che la sua applicazione ha consentito di raggiungere dei livelli di sicurezza molto alti, tant'è che il nostro paese ha un livello di... Meglio rispetto a Inghilterra o Russia, tanto per fare due esempi, insomma, non si trovano in queste situazioni anche perché c'è un monitoraggio, come dice lei, che è molto costante, siamo adesso a una percentuale sotto l'1 per 1000 addirittura, ecco, per alcuni momenti, insomma. Questo è un dato molto importante che ci deve dar fiducia per proseguire. Certo, l'impatto dell'applicazione di questo Green Pass in maniera così
dura e anche così vasta, ci ha accolto onestamente di sorpresa, e quindi noi speravamo in una progressione, in una progressività nell'applicazione di questo strumento che consentisse anche al mondo lavorativo di adattarsi con una maggiore flessibilità. Ecco, parleremo anche della questione di flessibilità, di progressività dei vaccinati, se effettivamente lei vede qualcuno che magari non si ripresenta più come persona che viene a tamponarsi perché dice vabbè ci rinuncio, ne parleremo tra poco. E quello che volevo invece chiedere a lei è sapere un po' come si prenota questa gente, cioè telefono, sito, online, piuttosto che di persona, vengono a cercare a disperata? Ma la disperata speriamo di no, nel senso che noi contiamo molto su un sistema di prenotazione che deve funzionare, per questo abbiamo anche voluto rendere disponibile al pubblico un sistema online che consente quindi in tempo reale, Esattamente. si chiama tamponinfarmaciafvg.it, quindi Peraltro l'unico, credo, io sono andato a cercarlo oggi, va dato merito a questo, sono andato a cercare se esistono altri strumenti del genere in Italia, non esistono, credo, no? Se non sbaglio. Sì, è vero, siamo all'avanguardia, siamo una regione che ha sempre cercato di investire su questo settore dell'informazione e dell'informatica anche, per rendere disponibili dei servizi che siano facilmente fruibili. In questo caso crediamo di aver preso la strada giusta, perché in soli 3 giorni, abbiamo aperto lunedì, in soli 3 giorni già il 50% delle prenotazioni sta circolando attraverso il sito, e questo è un livello veramente eccezionale anche qui di funzionamento. Lo stiamo mettendo a posto proprio in tempo reale per renderlo ancora più facile da utilizzare. È un modo per organizzare meglio voi, organizzare meglio gli utenti e quindi cercare di convogliare quelli che, come ha detto lei, spero che non arrivino più alla disperata, ma che si prenotino regolarmente, ci permettono a noi di programmare, no? Assolutamente così, noi vogliamo rendere questo servizio in modo da far diminuire anche questa ansia che le persone hanno per cercare il tampone, perché noi sappiamo che questo serve per lavorare, quindi noi vogliamo aiutare i lavoratori a svolgere il proprio lavoro. Senta, a proposito di lavoro, volevo sapere anche come vi state programmando voi direttamente. Adesso esiste questo sito che magari vi aiuterà anche un po' meglio a organizzarvi. E dicevo prima, prima di entrare in onda, parlavamo insieme con lei nel classico fuori onda, e gli eroi erano dentro l'ospedale, adesso invece sono fuori, sono magari i farmacisti che fanno ore, straore. Speravate però di migliorare da un mese a sta parte, no? Quando era stato annunciato il Green Pass. Ma sì, allora tenga presente che in questo momento il 40% dei tamponi viene fatto in orario che non è l'orario normale della farmacia, questo per diversi motivi. Il primo perché non riusciamo a farlo durante l'orario normale, il secondo perché molto spesso i giorni o gli orari in cui si effettuano i tamponi sono necessariamente quelli, per esempio, del sabato e della domenica, per lavorare il lunedì piuttosto che le prime ore del mattino, quindi abbiamo dovuto allargare la nostra attività lavorativa oltre l'orario normale. È concesso farlo questo, se potete fare. Sì, questo sì, perché con la Regione avevamo preso questo accordo, quindi questo aspetto, diciamo, si era da subito visto come più che un'opportunità, una necessità di lavorare anche fuori dall'orario. Chiaramente questo è un impegno straordinario, lei consideri che abbiamo calcolato che il 30-40% dell'attività lavorativa nostra adesso si svolge sui tamponi, questo ovviamente Ho paura di dimenticare il cliente, quello vero, che magari viene anche, sono tutti clienti veri, ma quell'altro cliente che invece viene a chiedere per altri motivi, insomma. Certo, noi non possiamo mancare nell'assistenza alle persone malate e quindi a quello che è il servizio farmaceutico, che è la nostra ragione di esistere, quindi dobbiamo tener conto che questo livello di pressione non può essere tenuto per un periodo troppo lungo. Speravate magari che vi venisse incontro qualcuno? Ma noi adesso innanzitutto ci organizziamo per aiutarci tra di noi, e poi Quanti siete voi come farmacia? allora, su 390 farmacie consideri che già oggi più di 200 hanno attivato il servizio, e tenga conto che questo è un numero altissimo, perché le farmacie sono un presidio del territorio, ci sono farmacie piccolissime che presidiano il territorio, anche queste servono perché danno una mano a dare continuità al servizio farmaceutico. Si può sempre entrare all'interno del circuito comunque?
l'attività è volontaria, quindi aperta, molte farmacie stanno iniziando anche in questi giorni per dare una mano. Quindi questo è... Avete dovuto assumere personale? Sì, ma tenga presente che noi lavoriamo costantemente con personale esterno, abbiamo lo straordinario apporto di infermieri bravissimi che lavorano con noi, più tutti i colleghi che si sono adoperati e che da agosto hanno iniziato a fare questi tamponi in prima persona, imparando e quindi acquisendo queste competenze in tempi rapidissimi. Allora, nel frattempo, mentre la gente continua a sfilare nonostante le ore, io andrei in pubblicità, anticiperei la pubblicità, torniamo con il dottor De Grassi tra poco, reclam, e poi parleremo anche... Lei ha sentito lo sfogo di un suo collega, no? L'altro giorno. Volevo sapere anche un po' se lei si lascia anche lei andare a determinati tipi di sfoghi oppure non è d'accordo. Pubblicità. Eccoci tornando in onda da Screenshot, siamo alla farmacia De Grassi, tra poco riprenderemo il discorso direttamente con Luca De Grassi che è il presidente di Federfarma Friuli Venezia Giulia, però prima andiamo a vedere direttamente in un'area tamponi dove c'è l'infermiere che magari ci può dare qualche istruzione. Buonasera, salve, ecco, sapere un po' esattamente... come sta andando? Quante persone oggi ha visto? O se più o meno rispetto agli altri giorni? No, diciamo che è in costante aumento il numero delle persone che vengono a farsi il tampone in farmacia. Cosa dicono? Molti diciamo che sono contenti nel senso che trovano un servizio ben organizzato, vedono insomma, la pulizia, soprattutto hanno capito che è un buon punto di riferimento per loro la farmacia. Si sfogano? Qualcuno si sfoga? Boh, sì, vabbè, qualcuno si sfoga, ma anche perché diciamo, non hanno di solito risposte da altri, no? Telefonano, trovano numeri sempre occupati, quindi trovano un operatore qua disponibile. È chiaro che devi dare informazioni e si fa anche piacere perché vedi, molte persone sono proprio spaesate. Si sente sotto pressione lei a fare... No. No, 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 quello no. Cioè, basta fare le cose serenamente, con ordine, non c'è pressione. Positivi, fortunatamente, un numero? No, è da parecchio che non ne troviamo, almeno in questa farmacia. Per fortuna insomma i contagi rimangono sempre in maniera ristretta, questa è già una buona notizia, che ci arriva direttamente da un operatore qua sul posto, Sì, insomma, ecco, che ce lo può confermare. Esatto, per quanto riguarda noi questa situazione, sì, non posso dire altro, insomma. Bene, allora grazie. Con Paolo Bassi ci trasferiamo nuovamente all'esterno, nel frattempo lasciamo l'infermiere operare appunto in questa situazione. Riprendiamo con il dottor De Grassi, che lo distogliamo anche dalla visita di alcuni dei suoi pazienti, insomma, in questo momento, per riprendere il discorso. Senta, ma non è che si fa troppo parlare di Green Pass e si perde di vista la parola vaccina in questo momento? Ah sì, il problema è che noi ci siamo distratti, ci siamo scordati che tutto questo serve per proteggere la nostra salute e la nostra sicurezza. Io penso che le persone dovrebbero fare una riflessione. Adesso in questo momento il virus ha una fase di circolazione molto bassa. Abbiamo sentito anche direttamente dall'infermiere, quindi che ci ha un po' anche direttamente chi è sul campo ci ha un po' tranquillizzato. Sì, però questa è una fase che adesso in questo momento ci rassicura, ma dobbiamo tenere alte le nostre difese e dobbiamo quindi tenere attivo un sistema di monitoraggio che comunque consente di dare una elevata sicurezza anche nei luoghi di lavoro. Il mio invito naturalmente è a tutte le persone che non si sono ancora vaccinati di pensare a questa come un'opportunità, ecco, oltre che la valutazione è certamente soggettiva e la vaccinazione è volontaria, ma è un'opportunità per dare sicurezza a se stessi e anche al proprio ambiente. Diceva prima che che la gente è in aumento oggi rispetto a ieri, effettivamente anche alle nostre spalle la fila continua proprio in maniera anche ininterrotta, mattina, giorno, sera. E senta, un suo collega l'altro giorno, diciamo, che è un po' uscito fuori dalle righe, ha esternato alcune frasi. Lei non so se ha avuto modo di seguire, leggere, vedere, insomma, questo video, cosa ne pensa? Beh, tutti i colleghi sono dispiaciuti per quanto è accaduto
è sicuramente una manifestazione di un disagio che in qualche modo colpisce anche tutti noi. Certo, noi dobbiamo pensare alla campagna che stiamo sostenendo, una campagna di salute, e tutte le farmacie sono impegnate in questa campagna e il nostro compito è anche di aiutare i colleghi in difficoltà, e lo faremo sicuramente. Senta, parlava prima delle agende. Adesso, se dovesse prenotarmi io, ma non io in questo caso, ma un'altra persona, quando troverebbe posto libero? Ma guardi, per i prossimi 10 giorni noi siamo purtroppo già tutti pieni. Certo, noi ci sforziamo ogni volta per trovare ogni possibile soluzione, Teniamo conto che qua arrivano ogni 5 minuti, cioè non si riesce a trovare quei 5 minuti praticamente. guardi, il punto è che noi dobbiamo organizzare il lavoro, renderlo efficace ma anche molto efficiente, e in questo è un impegno che ci siamo presi. Tutti i colleghi stanno facendo questo sforzo, aumentando l'orario lavorativo, coinvolgendo nuovi collaboratori e inserendo nuovi orari anche proprio nella propria programmazione. Speriamo che questo si porti rapidamente a soddisfare tutte le richieste che vengono in questo momento fatte a tante farmacie. Senta, le chiedo questo perché ci è capitato anche quando noi facciamo dei servizi del genere, tante persone parlano di complotto, di etrologie varie, chissà quanto ci guadagnano le farmacie in tutto questo, quanto ci guadagnano? Ma guardi, Giusto per spiegarlo, cioè spieghiamolo finalmente alla gente come funziona. guardi, allora lei sa che questo accordo è un accordo nazionale, noi facciamo questo servizio ad un prezzo che è un prezzo calmierato, lei sa che prima questi servizi costavano molto di più, quindi in realtà da un punto di vista economico noi facciamo questo servizio per dare un contributo alla nostra società, al mondo in cui viviamo per venire fuori da questa situazione. Certo che sono dei servizi che hanno dei costi e quindi noi li dobbiamo... Costa di più assumere qualcuno, Guarda, facciamo il conto, insomma, costa di più assumere qualcuno, finire tardi la sera alle 10 piuttosto che avere, non è un business. Ecco. tenga conto che in questo momento c'è uno sforzo straordinario anche organizzativo che non ha prezzo. Ecco. Il nostro compito adesso è fare questo lavoro per venire fuori e lo stiamo facendo con alcune difficoltà. Le persone sanno che purtroppo in questo momento il pagamento del tampone è dovuto al fatto che il Paese ha fatto una scelta molto precisa, che è quella di investire sul vaccino, quindi è chiaro che in questo momento purtroppo questo costo resta a carico del cittadino. Ecco, questa è una scelta che non spetta a noi. Ecco. Senta, cosa ne pensa di tutte queste manifestazioni di piazza? Ma servono per capire che c'è una situazione di disagio. Noi siamo contrari a qualsiasi forma di violenza e per questo siamo favorevoli a un confronto. Noi siamo tutto il giorno sulla strada a parlare con le persone per metterle a conoscenza di quelle che sono le informazioni e soprattutto delle opportunità che hanno di prendersi cura della propria salute nel modo migliore. E qualcuno torna sui suoi passi? Sta notando questo? Oppure rimangono fermi e pensa che sia arrivati al punto tale che qualcuno sia rimasto il classico nocciolo duro che non mollerà mai, i classici Novax irriducibili? Mai dire mai, questa è una campagna che è iniziata quest'anno perché c'è stata questa emergenza. Il nostro compito ovviamente è di accompagnare queste persone verso una conoscenza migliore della propria salute e delle opportunità che la sanità offre di prendersi cura nel modo migliore. Certo, c'è stata una criticità perché purtroppo in questo momento si è voluto accelerare e a volte la fretta è una cattiva consigliera. Però se non si accelerava probabilmente non si andava mai direttamente a una cesura e dire si fa e basta. Non lo dico io, ma sto vedendo anche le altre nazioni, no? Austria piuttosto che altri stanno prendendo seriamente in considerazione questo strumento, che peraltro non siamo stati i primi, ma credo la Francia l'abbia adottato.
È vero, noi siamo partiti e forse non eravamo tra i primi perché all'inizio abbiamo fatto fatica a partire con la campagna di vaccinazione, adesso siamo in Europa tra i paesi più avanti con questo sistema e anche con il Green Pass, quindi da questo punto di vista che, ecco, ci piacciono, siamo anche degli sperimentatori. A volte le cose vanno bene il primo giorno, questo probabilmente è un sistema che ha bisogno di una messa a punto e noi siamo qui disponibili per aiutare la sanità e anche il nostro governo per metterlo a punto nel modo migliore. Senta, le faccio l'ultimissima domanda. Visto che magari ci ascoltano direttamente i politici che prendono in carico la situazione, che dovrebbero appunto trasmettere il vostro pensiero, le vostre richieste, i vostri appelli direttamente ai massimi vertici, che appello lancereste, vista la situazione che si crea ogni giorno e che mi pare a una settimana dall'introduzione di questo Green Pass obbligatorio non diminuisce, perché non vorremmo mai di vedervi qua a novembre, così sarà anche a dicembre, insomma, cosa chiedete? Ma il messaggio è di abbassare, diciamo, di abbassare le armi e di lavorare per una massima collaborazione di tutte le parti, dei cittadini e quello soprattutto di instaurare un clima di proficua collaborazione tra tutti gli operatori sanitari, soprattutto con avvicinarsi ai cittadini con fiducia, dare anche qualche segno di disponibilità e di apertura perché sono sicuro che su questa strada noi raggiungeremo tutti gli obiettivi che ci siamo prefissi. Non potrebbero aiutarvi anche nelle assunzioni o qualcosa del genere, insomma? Ma Dal direi punto di vista. Chiedo, magari è una domanda ignorante, come si suol dire, però uno dice diamo la possibilità insomma, di assumere più farmacisti possibili, di reclutarli. Ma lei sa che adesso c'è un PNRR che è stato appena avviato, ci saranno degli investimenti che il Paese fa e noi siamo sicuramente fra le strutture che vogliono dimostrare di essere capaci di sostenere questo ruolo di punto salute sul territorio, al fianco dei medici, al fianco delle strutture sanitarie. Questo è il nostro obiettivo e questo è il nostro compito. In questa emergenza pensiamo di aver dimostrato quello che siamo capaci di fare, quello che siamo pronti e anche quello che vorremmo fare, quindi dovremmo fare sicuramente investimenti per sviluppare la nostra organizzazione e perché no, anche di avere tanti nuovi farmacisti che lavoreranno per rendere questo Ha sistema. difficoltà a trovarli? Beh, adesso in questo periodo sì, Ma si avvicinano a questo mestiere? sì, direi che i giovani ci guardano adesso con una certa anche fiducia e ammirazione e come sempre nelle emergenze vengono fuori comunque anche queste qualità e tutto il sistema salute ha dovuto dimostrare insomma, che cosa siamo capaci di fare e credo che molti medici lo abbiano capito come tutti gli operatori sanitari che si sono impegnati in questo enorme sforzo. Grazie De Grazie per essere stato ospite in questa puntata con noi, aver fatto questa diciamo, che bella chiacchierata dove ci ha un po' spiegato tutto lo scibile che riguarda insomma, i compiti che hanno le farmacie in questo momento che sono fondamentali, un fondamentale supporto per la sanità pubblica e dei veri e propri presidi a fianco dei cittadini. Lo abbiamo sentito anche appunto dal suo collega quanto è importante anche relazionarsi, poi diventate quasi degli amici con le persone che arrivano direttamente qua, ma è il vostro compito insomma, i pazienti diventano come, da clienti diventano anche dei confidenti, degli amici insomma. Grazie mille. Abbiamo concluso con Screenshot, torniamo la prossima settimana come sempre mercoledì a partire dalle 19:45. Grazie, arrivederci.